Mandi a Duc, buonasera a tutti. Eccoci qua nuovamente su quella che sta davvero diventando la saga, del cosiddetto terzo mandato ai presidenti di regione. Abbiamo una notizia buona e una cattiva. La Camera, dei deputati si conferma essere la Camera bassa, mentre il Senato si conferma essere la Camera alta in tutti i sensi. Veniamo ai fatti. Allora, cosa è successo al Senato? Ultimamente i leghisti stanno in ogni modo cercando di propiziare la possibilità di deroga all'attuale divieto del terzo mandato presidenziale a livello regionale, che è stabilito dalla legge 165 del 2004, che prevede un massimo di 2 mandati per il vertice regionale, qualora venga eletto direttamente. Ebbene, è già la seconda volta che alcuni emendamenti leghisti che tentano di sfruttare qualsiasi iniziativa legislativa tra le più varie, ad esempio quelle relative alle prossime imminenti elezioni europee, per, come dire, andare a derogare a questa legislazione statale di principio vigente per le regioni a statuto ordinario, insomma, eh, ecco, questo emendamento, ripresentato nonostante un'iniziale bocciatura, è stato nuovamente rigettato dal Senato. Eh, per il momento l'emendamento cosiddetto salva Zaia, il quale dopo la prima elezione in Veneto nel 2010 è potuto arrivare al terzo mandato solo perché ehm, diciamo il divieto del terzo mandato è stato recepito anche a livello regionale, solo diciamo in un momento successivo rispetto alla prima elezione del 2010, quindi nel prossimo 2025 in realtà desidererebbe il suo quarto mandato dal punto di vista sostanziale, anche se formalmente diciamo gli sarebbe consentito, no? Visto che le limitazioni ai diritti elettorali attivi sono necessariamente di stretta interpretazione e applicazione. In ogni caso, ecco, questo emendamento è stato nuovamente bocciato al Senato e la Lega è rimasta sostanzialmente isolata. Ecco. Quindi direi meglio così, meglio così. Vedremo se prossimamente, insomma, il prossimo anno si spezzerà il tandem leghista tra Zaia e Fedriga che insomma parlavo nel video precedentemente dedicato a queste tematiche che vi segnalo in descrizione qua sotto, ve l'ho linkato. Benissimo. Passiamo anche a quella che è la notizia cattiva, una notizia a mio modo di vedere terribile, perché per passare da Zaia a Fedriga, gli emendamenti cosiddetti salva Fedriga, perché oramai sui giornali li chiamano così, ma ci sta, ci sta.
anche se nel caso di Federica si tratterebbe di una riforma in 2 step, ehm, perché diciamo ci sarebbe una prima fase di modifica dello statuto speciale che ha rango costituzionale e una seconda fase di recepimento a livello regionale. Ecco, insomma, nonostante la riforma Salva Federica sarebbe, diciamo, mascherata, insomma, più, insomma, occultata, diciamo, tra le righe di queste proposte, è il nostro stesso presidente ad aver ammesso pubblicamente, candidamente, che insomma il suo obiettivo è ripresentarsi in regione nel 2028. E, perdonate la batteria, imprevisti della diretta. Tornando a noi, cosa è avvenuto invece alla Camera? Cosa è avvenuto invece alla Camera per quanto riguarda il nostro presidentissimo Federica? Noi ci illudevamo in Friuli di riuscire a liberarci di lui perché, insomma, al prossimo giro eravamo fiduciosi venisse applicata la nostra legge regionale statutaria sulla forma di governo che ai sensi dell'attuale articolo 12 dello Statuto speciale prevede questo unico limite al potere del capo dell'amministrazione regionale, il quale purtroppo in Friuli viene eletto direttamente, perché abbiamo avuto la bellissima idea di andare a scopiazzare il sistema di governo che va per la maggiore diciamo nelle regioni a statuto ordinario, ecco, solo in una maggioranza risicata di quella a statuto speciale. E sarebbe stato il caso forse di seguire il modello che ci viene dalle altre 2 regioni a statuto speciale dell'arco alpino, ma questo è un discorso che ci porterebbe fuori tema. Restando alla notizia insomma di attualità che abbiamo letto anche sulla stampa, ma insomma desidererei approfondirla indicandovi sempre qui sotto un altro link in descrizione che vi rimanda proprio al link dell'iniziativa di riforma del nostro statuto speciale pendente alla Camera e ai relativi emendamenti. Ebbene, cosa è successo? Che il famoso emendamento Salva Federica, del quale illustrivamo alcune implicazioni, insomma, nei video che vi abbiamo già segnalato qui sotto, insomma, che abbiamo già dedicato a queste questioni, non ha ricevuto alla Camera solamente un'iniziale approvazione, ma ha passato indenne anche il voto conclusivo in commissione, per cui è stato nuovamente approvato e arriverà addirittura in aula alla Camera prossimamente, perché sta emergendo una certa fretta da parte della Lega, che per bocca dell'assessore regionale agli enti locali Roberti non nasconde di puntare
al voto popolare diretto sulle nuove aree vaste, su questi nuovi enti locali intermedi già nel 2025. Sono fiduciosi. E quindi insomma hanno una certa fretta di concludere, no, questa riforma costituzionale. Cosa c'entrano le aree vaste con cioè gli enti locali intermedi con la forma di governo regionale? Questo è un mistero. Sono due materie sì di competenza insomma o esclusiva regionale o comunque di rilievo regionale, ma attenzione, sono materie diverse che riguardano enti territoriali completamente diversi, cioè una cosa sono le aree vaste, gli enti locali intermedi tra comuni e regione, ben altra cosa è il cuore del potere regionale, e qui stanno cercando di sostanzialmente eseguire un trapianto di cuore allo statuto speciale, perché stanno intervenendo sulla forma di governo regionale, quindi della regione autonoma, diciamo agganciando attraverso l'approvazione di questo emendamento un nuovo vagone alla locomotiva costituita dall'iniziale disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio regionale solo sulle aree vaste. Per cui una manovra molto discutibile che sta andando avanti e presto si arriverà a un voto in aula alla Camera, che non si sa se avrà la maggioranza assoluta richiesta dall'iter di approvazione delle riforme dello Statuto speciale, che è un po' diverso, ecco, rispetto a quello diciamo costituzionale ordinario. E proprio in relazione a queste differenze, fra l'altro, si evidenzia una questione che non è più solamente generale, diciamo, ma anche procedurale, no? Sul carattere davvero improvvido e pericoloso di questo nuovo emendamento leghista che insomma ha visto una sua seconda approvazione e sta procedendo insomma in quello che è l'iter insomma, di questa proposta alla Camera, abbiamo già trattato nei precedenti video. Quello che mi interesserebbe approfondire, sintetizzare, è una questione procedurale che è nuova ed è emersa solo a seguito del voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha appunto dato mandato alla relatrice per illustrare all'Aula la riforma che sta procedendo. Il problema è che a seguito dell'approvazione dell'emendamento di iniziativa parlamentare, perché è stato proposto da senatori leghisti, scusate, deputati leghisti che non mi risulta abbiano fra l'altro un grande rapporto con la nostra regione, ma insomma mi potrei anche sbagliare, però ho visto nomi che non mi sembra c'entrino molto con il nostro territorio, ma al di là di questo probabilmente si sono prestati a fornire la firma a qualcun altro, no? Per la presentazione di questo emendamento, che ha avuto fortuna, no? E, essendo però di iniziativa parlamentare, quindi statale, richiederebbe, come è stato giustamente osservato dalle forze politiche di opposizione in seno alla stessa commissione della Camera, un nuovo parere del Consiglio regionale, il quale ha approvato il disegno di legge costituzionale in discussione limitatamente
alla materia relativa agli enti locali, ma non anche alla nuova materia derivata dall'approvazione di questo emendamento di iniziativa statale sulla forma di governo regionale, tendente sinteticamente a trasformare il referendum regionale, diciamo, sulla legge statutaria, sulla legge regionale sulla forma di governo, da oppositivo a potenzialmente anche abrogativo, con la conseguente introduzione del quorum, non solamente deliberativo ma anche costitutivo, come già vi illustravo nei video precedenti. Cioè sostanzialmente è un emendamento finalizzato a consentire alla sola maggioranza regionale di disporre della legge regionale più importante, ovverosia quella attributiva dei poteri, cioè della legge elettorale praticamente, che è analogamente rispetto all'iter costituzionale gode attualmente e godrebbe solo attualmente e non più per il futuro in caso di entrata in vigore di questo nuovo testo, di un iter rafforzato, no? Ebbene, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha ritenuto di non chiedere un parere regionale al Consiglio regionale anche su un testo profondamente innovato e ampliato a seguito dell'approvazione di questo emendamento, mandando avanti tranquillamente l'iter senza coinvolgere nemmeno a titolo consultivo insomma, il Consiglio regionale, concedendo un rinvio necessario all'acquisizione di un parere che sarà sicuramente non vincolante, ma è stato previsto come obbligatorio dalla legge costituzionale 2 del 2001. Perché? Perché si tende ormai a garantire la possibilità di partecipazione, sia pur esclusivamente consultiva, degli organi di indirizzo politico regionale attraverso il parere del Consiglio regionale, non vincolante ma obbligatorio, insomma, anche all'iter di riforma dello Statuto speciale, che è sì legge costituzionale, ma ad applicazione territorialmente limitata, per cui ci sono alcune varianti ormai introdotte dopo la legge costituzionale 2 del 2001 a questo iter che è sostanzialmente insomma, sta venendo violato, perché ad esempio sulla legge costituzionale 1 del 2016 di riforma dello statuto speciale proprio sulle aree vaste, la Commissione Affari Costituzionali del Senato, ad esempio, ritenne doveroso interloquire a fronte dell'approvazione di emendamenti di iniziativa statale con il Consiglio regionale per consentirgli di formulare insomma un atto consuntivo quanto si vuole, ma insomma comunque dovuto. Ecco, sta maturando sostanzialmente un vizio procedurale che potrebbe impedire anche la promulgazione di questo disegno di legge costituzionale qualora approvato. O comunque vi sono diverse interpretazioni, personalmente preferirei quella del Senato, sull'iter da seguire per la riforma dello Statuto speciale. Se
si tratta di legislazione addirittura di rango costituzionale, forse è da preferirsi la interpretazione maggiormente garantistica. Per cui forse sul punto è da seguire l'interpretazione che venne adottata precedentemente dal Senato, invece di questa soluzione sbrigativa che è recentemente passata alla Camera. In sostanza, al di là di come il Quirinale o la Corte Costituzionale valuteranno insomma, queste questioni procedurali, che sono comunque di un'importanza gravissima, a mio modo di vedere, perché sostanzialmente viene svilita l'autonomia di un consiglio regionale a ordinamento differenziato, quando ultimamente, ad esempio, sulla cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, si tende a richiedere soluzioni addirittura pattizie sulla cosiddetta devoluzione di nuove competenze. Per cui, ovvero, insomma, quantomeno contraddittorio quello che sta avvenendo, ma tant'è. Ma nella sostanza, sulla base della totale autonomia dei due itinera, cioè dei due come dire, percorsi legislativi, il primo ordinario per il Veneto, il secondo di rango costituzionale per il Friuli Venezia Giulia. Ecco, sulla base della totale autonomia insomma, di questi due itinera legislativi, cioè ogni iter è rispettivamente autonomo dall'altro, potremmo vedere sì spezzato il tandem leghista nei prossimi anni, perché per il momento Zaia incontra maggiori difficoltà alla sua riconferma nel 2025, ma non sappiamo come andrà a finire la partita di Federiga, che prima del 2028 avrà molto più tempo, anche perché si trova viceversa a inizio di questa nuova 13ª legislatura regionale, no? Per cui potrebbe benissimo darsi comunque una riconferma di Federiga nel caso malaugurato, insomma, Dio non voglia, venga approvata questa riforma dello statuto speciale così estesa e complessa, quindi non riguardante solamente insomma, gli enti locali di area vasta, ma anche la forma di governo regionale, il che consentirebbe a un consiglio regionale egemonizzato sempre dai leghisti di sfruttare un iter agevolato per la riforma dell'attuale legge regionale statutaria al fine di incoronare il nostro reuccio locale o confermare il nostro ducetto locale. Per cui, nonostante, insomma, in generale, il cosiddetto terzo mandato dei presidenti di regione, ad esempio in Veneto, sta incontrando alcune difficoltà, anche se sicuramente i leghisti torneranno alla carica, ma loro stessi lo ammettono, ormai senza pudore, cioè qui ormai è questione fondamentalmente di poltrone senza alcun limite, sostanzialmente.
ciascuno faccia le sue valutazioni. Ma insomma, è palese che, insomma la Lega non c'entra nulla col Friuli, cioè, mhmm la famosa battaglia di Legnano, le truppe patriarchine, hanno difeso la ritirata dell'imperatore Barbarossa, per cui noi anche con i simboli leghisti non c'entriamo nulla, cioè stavamo dall'altra parte. Eravamo assolutamente fedelissimi, insomma, eravamo tra gli imperiali. Ehm, è così, insomma. Ehm ma al di là di tutto, mhmm, cioè, anche se magari in generale a Zaia sta andando male, la notizia allarmante è che, non si può escludere che viceversa, a Federiga vada bene, per cui, anche in considerazione come dire, di questo iter che sta procedendo, dobbiamo seguirlo, continuare ad approfondire tutte le nefaste implicazioni di quanto sta avvenendo, tenere sempre più alta l'attenzione e pensare davvero a, come, rinnovarci insomma in Friuli, liberandoci da questo sistema politico, davvero malato, no, perché non è più la Lega Nord Italia, sottinteso, nord dell'Italia, no, no, è la Lega e basta, sempre più tricoloruta. Per cui davvero non abbiamo nulla a che vedere noi con la Lega, cioè bisogna davvero liberarsi, dalle, infiltrazioni leghiste, anche perché nessun fiume friulano sfocia nel Po, per cui davvero bisogna veramente, ehm, pensare a come liberarsi dal sistema politico italiano. Cioè, questo è alla fine il problema più importante per la stessa sopravvivenza del Friuli. Ehm, Sono comunque questioni, che verranno risolte gradualmente, a mio modo di vedere, o in un modo o nell'altro. Sono questioni di vita o di morte. Possiamo anche morire, ma l'importante è che si muoia combattendo. Cioè l'importante è che si muoia. Magari si perda facendo comunque tutto il possibile per, ostacolare queste derive nella piena, consapevolezza di quanto sta avvenendo. Per cui nell'immediatezza è, a mio modo di vedere, da rinnovare l'invito a creare un, comitato, referendario regionale per, il rinnovamento, ehm, della nostra classe politica e per un cambio al vertice, un salutare cambio al vertice nel 2028, che sarebbe un fatto assolutamente normale. Perché dopo 10 anni di potere basta, no, basta, basta. Dovrebbe essere normale, no, cedere lo scettro, e invece no. E purtroppo, le persone vengono anteposte rispetto alle idee, no? Cioè, non entro nel merito delle idee, cioè, qui, non è una questione di appartenenza politica, è una questione di, ehm, correttezza istituzionale, cioè la legge sulla forma di governo, la legge regionale statutaria, è sostanzialmente costituzionale, perché le leggi elettorali sono per loro natura intimamente, inscindibilmente connesse con l'attribuzione del potere, per cui è necessario
mantenere, ehm, i limiti, che, costituiscono, il fondamento di quella divisione dei poteri che devono essere tutti necessariamente limitati, ad esempio nel tempo, per garantire, ehm, insomma qualsiasi, minimale democrazia che voglia dirsi liberale. Cioè, alcuni vincoli sono assolutamente necessari e ineludibili, ecco. Per cui, queste manovre veramente squalificano chi le compie, davvero, davvero. La situazione è grave e comunque riguarda tutti perché, sono questi atti che rischiano di avere conseguenze pesantissime su tutta la comunità regionale. Il Friuli avrebbe, mhmm, bisogno di un presidente friulano al prossimo giro, chiunque egli sia. Non pretendo un cambio di maggioranza, ci sono anche molti altri candidati che sarebbero idonei. Ma, se il Reuccio Luceto non si schioda dalla poltrona, come fanno a succedergli? Mi accontenterei di un cambio al vertice, cioè sarebbe già un miglioramento rispetto all'attuale situazione per il Friuli. L'ho fatta troppo lunga questa volta, perdonatemi, ma ho un po' divagato e le questioni sono davvero tante, complesse e quindi ho sforato, anche perché sono piuttosto stanco, perdonatemi. Comunque grazie a tutti coloro che mi seguono e che in tutti i mo insomma in vario modo mi hanno, fatto pervenire insomma la loro solidarietà, che è sempre molto apprezzata. Ecco, concludo chiedendo a tutti un ultimo contributo di divulgazione, insomma facciamo girare questi video, anche per, come dire, suonare un campanello d'allarme, e per svegliare dal torpore, insomma, tutta la nostra società, regionale, ma soprattutto friulana, perché come al solito a ogni passaggio istituzionale è sempre il Friuli che ci rimette di più. Eh, grazie, se mandi a dolci.